Ben ritrovati in diretta con noi amici di Radio.0, un saluto anche a tutti quelli che ci stanno seguendo sui social. Parliamo di lavoro perché Costa Crociere sta cercando 51 figure professionali in Friuli Venezia Giulia per il prossimo periodo. Addetti all'accoglienza, receptionist, tecnici audio, luci e video, consulenti di viaggio. Queste sono le figure ricercate in Friuli Venezia Giulia da Costa Crociere, la compagnia di navigazione italiana. Dicevamo 51 posti in tutto, gli interessati potranno candidarsi entro il prossimo 10 maggio sul portale regionale offertelavoro.regione.fvg.it e i curriculum saranno valutati dai preselettori del Centro per l'Impiego. I candidati in possesso dei requisiti richiesti potranno partecipare ai Recruiting Days che si svolgeranno in due differenti sezioni. Il 17, 18, 19 maggio le prove linguistiche e psicoattitudinali in modalità online e il 22 maggio i colloqui e le prove pratiche in presenza a Trieste. Al termine poi dei Recruiting Days i profili selezionati saranno ammessi ai corsi di formazione organizzati dalla Regione in collaborazione con ENAIP FVG. Andiamo a sentire però in questo servizio, andiamo ad approfondire anche la notizia insieme a Chiara Parisi, Training, Development and Crew Experience Director di Costa Crociere, insieme all'assessore regionale al lavoro Alessia Rosoleno. Andiamo a sentire di più. Allora, nel 2023 con tutte le navi in operazione e una attenzione sempre maggiore verso la nostra offerta di vacanze si aprono delle opportunità importanti di lavoro a bordo delle nostre navi. I percorsi di formazione gratuiti finalizzati all'assunzione rappresentano la modalità migliore di inserimento a bordo della nostra flotta e una concreta opportunità di carriera. Costa Crociere e Friuli Venezia Giulia collaborano da anni su questo modello virtuoso e propongono adesso 3 percorsi formativi per addetti all'accoglienza, esperti nella vendita di crociere, pacchetti formativi e tecnici audio, luci, suoni, per identificare 51 profili professionali che verranno inseriti a bordo delle nostre navi a partire dal mese di settembre. La Regione prosegue il suo percorso assieme a Costa Crociere sulla formazione per l'inserimento lavorativo dei giovani in particolare all'interno del mondo di costa. Lo fa dal 2017 perfezionando di volta in volta quelle che sono le attività e dando la possibilità a un largo numero di giovani non solo di formarsi, non solo di avere un'esperienza lavorativa, ma di prepararsi per quelle che sono scelte di reimpiego alla fine del percorso lavorativo di un'eventuale fine di un percorso lavorativo con Costa all'interno di tutti i settori dell'hospitality e del turismo anche in Regione Friuli Venezia Giulia. Il dato è importante perché Costa Crociere è stato l'apripista di questo tipo di percorsi su cui poi l'amministrazione regionale si è concentrata nel corso degli anni aprendo i servizi per il lavoro alle imprese, aprendo i servizi per il lavoro in maniera di relazione diretta con tutti i percorsi formativi che consentono alle persone di trovare occupazione. Ecco quindi questi i dettagli per ovviamente partecipare anche a questi Recruiting Days. Vi ricordo che dopo la fase formativa la compagnia anche inviterà i profili idonei e invierà le proposte di assunzione che prevedono contratti a tempo determinato marittimi di 4-6 mesi poi prorogabili. Tra i requisiti richiesti per tutti i profili ricercati un titolo di studio pari almeno al diploma di scuola secondaria di secondo grado e la conoscenza della lingua inglese a un livello almeno pari a A2. Poi sul sito direttamente della regione trovate tutti anche i requisiti per le varie figure. Per questa notizia è tutto, noi ritorniamo tra poco ancora a parlare di aggiornamenti e novità dal Friuli Venezia Giulia, sempre qui su Radio.0, continuate a seguirci.